Con Alessandro Cupisti, allenatore dello Scandiano, a commentare una grande rimonta da parte della sua squadra, un secondo tempo ben giocato nel quale avete ribaltato il risultato. Ma io devo fare complimenti alla mia squadra perché è stata bene in campo, insomma, non era facile partire e andare sotto 3-1 contro questi giocatori, che questa è una grande squadra. Come ho detto l'altra volta, per me nella rosa Novara è un giocatore che è di una classe superiore, insomma, potrebbe giocare tranquillamente in Serie 1. Però io devo fare complimenti ai ragazzi perché non hanno mai mollato e con semplicità siamo riusciti a ribaltare il risultato. Dal punto di vista disciplinare siete riusciti a mantenere i nervi a posto in una partita che è diventata un po' troppo nervosa alla fine? Sì, un po' nervosa, ma purtroppo a volte capita di determinate scelte, giuste o sbagliate che siano. L'importante è rimanere concentrati, è quello che io mi ero arrabbiato già a fine del primo tempo, perché se si perde la testa si perdono le partite. Purtroppo è un campionato dove secondo me c'è un grandissimo equilibrio in questo momento, dove tutti possiamo perdere punti in qualsiasi pista. Quali sono gli obiettivi della sua squadra? Ma noi dobbiamo vincere, non c'è tante parole, è inutile girarci intorno, ci sono squadre sicuramente più attrezzate dello Scandiano, ma la mentalità dello Scandiano è andare in pista e vincere, basta. Grazie. Gentilissimo come sempre.